Mi è stato chiesto un parere sulla festa del nostro 25 aprile, festa di liberazione dal fascismo. E mi sento autorizzato a parlarne perché con orgoglio vanto di essere uno che fin dai lontani anni 70 ha condotto ricerche sulla nostra storia partigiana, e ciò dopo un incomprensibile silenzio che durava dagli anni 50. Siamo andati a recuperare documenti e testimonianze dagli ultimi protagonisti per ricordare a chi c'era e soprattutto a far sapere a chi non c'era perché è troppo giovane che cosa, i sacrifici che ci è costato riacquistare questa libertà e una vita più dignitosa. Sinceramente non capisco e trovo meschino che si cerchi di snobbare questo momento di ricordo importante della nostra storia con scelte e reazioni discutibili. Una volta si creano percorsi assurdi avanti e indietro per la piazza per mettere al centro di una cerimonia civile la messa. Un'altra si criminalizza il canto Bella Ciao, creando situazioni divisorie. Ora, privilegiando il mercato del giovedì, marginalizzando il ricordo fuori del centro, spezzettandolo per rispettare magari formalmente il dovuto e lasciando al trasporto privato chi deve partecipare. La coscienza vera di quanto è valso di questa liberazione dal fascismo, ovvero la libertà, la democrazia, la Costituzione, il voto alle donne, avrebbe meritato ben altro, almeno che si promuovessero in città e per i ragazzi e i giovani delle scuole lezioni, iniziative per conoscere questa storia che sta alla base del nostro vivere civile. Raccontare loro quello che è successo col fascismo, nell'avvento come movimento, ma anche come regime. Fascismo significava violenze degli squadristi, leggi liberticide che hanno abolito partiti, sindacati, associazioni, anche quelle cattoliche, per non parlare dei delitti di Don Minzoni nel 23, di Matteotti nel 24, e il giorno dopo saranno i partigiani a ricordare i 100 anni della loro morte, non l'amministrazione. La riduzione del Parlamento a un bivacco, la persecuzione degli oppositori rinchiusi in carcere o mandati al confino o costretti all'esilio, la cultura e l'educazione della guerra, le guerre coloniali con lo sterminio di tante popolazioni, le leggi razziali del 38, l'alleanza con il nazismo, con Hitler, la guerra che ci è costata tante vittime e anche una guerra civile fra noi, la collaborazione nello sterminio degli ebrei, anche noi, il campo di fossili, la risiera di San Saba. Non basta questo per mettere fine a questo fascismo? E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Siamo stati oggi a Cavarzere invitati alla conferenza stampa organizzata dal sindaco per ragguagliare gli interessati sulla situazione della classe prima della primaria dell'Istituto Radice di Boscochiaro. Presente il sindaco Pierfrancesco Munari, l'assessore alla pubblica istruzione Somma Campagna e la dirigente dell'istituto scolastico Finotti. Ad assistere, oltre alla stampa, un gruppo di genitori interessati al futuro della scuola di Boscochiaro.
La classe prima della primaria dell'Istituto Radice è stata confermata in deroga, essendo 12 gli iscritti e non 15 il numero sufficiente per poter istituire una classe senza problemi, ma si è voluto dare il giusto risalto a questa conquista che non era scontata e non è stata semplice da portare a casa. Si è trattato di un lavoro di squadra che si è svolto distante dai riflettori e dai proclami, in cui è stata fondamentale la collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'amministrazione scolastica, che si sono sentite quasi quotidianamente dal momento in cui al termine delle iscrizioni si è conteggiato un numero di iscritti minore del necessario per formare una classe. Un lavoro che lo scorso 27 marzo in Consiglio Comunale è diventato un atto politico con una mozione a sostegno della formazione della classe approvata all'unanimità, risposta non così scontata come si potrebbe pensare, ha affermato il sindaco Munari, ma che ha dimostrato un grande senso di responsabilità di cui lo stesso si è detto orgoglioso. Il problema che si è posto immediatamente alla chiusura delle iscrizioni è stato con tutti condiviso, con l'ufficio scolastico regionale, con i vertici politici, con la dirigenza dell'istituto comprensivo e si è dato il via all'iter, ognuno per le proprie competenze. Questo le famiglie lo hanno capito, non hanno firmato né petizioni né dato il via a raccolte di firme. L'invito oggi era quello a una festa, possibile grazie a un'unione di intenti e a una collaborazione fattiva, al fine di ottenere il mantenimento di un servizio per la comunità. Le azioni portate avanti dall'amministrazione, ha voluto precisare il sindaco, vanno nella stessa direzione delle esigenze dei cittadini. La dirigente Finotti ha confermato il lavoro di squadra necessario per il mantenimento della classe, ma ha anche ribadito che ogni anno scolastico è a sé stante e che gli scenari futuri non sono prevedibili. La scuola di Boscochiaro, ultima delle frazioni, è destinataria di molte attenzioni, in quanto alla sua sopravvivenza è legata alla stessa comunità della frazione. Una scuola che comunque è sempre in sofferenza e che da anni non riesce a raggiungere il minimo degli iscritti, anche a causa di un calo demografico che interessa soprattutto quest'area. Nessuno ha intenzione di sopprimere la scuola, sulla quale tra l'altro il Comune sta investendo sia sulla struttura che sulle attività che vedono anche un servizio di doposcuola molto apprezzato. Si cerca di mantenere i servizi, ha aggiunto al termine il sindaco, invitando i cittadini a utilizzarli senza cercare servizi analoghi offerti dai comuni vicini. Gli standard dell'offerta scolastica di Cavarzere sono standard alti, ha voluto precisare, ma se ci si rivolge altrove iscrivendosi alle scuole dei comuni vicini, il rischio è di non avere poi i numeri per continuare a mantenerli. In calce ha anche ricordato la possibilità di partecipare ai bandi offerti per il trasporto e per il servizio mensa, a cui spesso, pur avendo i requisiti, le famiglie non pensano di partecipare. Sono risorse che a questo vengono destinate ed è un peccato che le famiglie che ne hanno diritto non partecipino. Vieni anche tu all'American Beer Festival, 3 giorni di musica, cibo e birra, 3, 4, 5 maggio a partire dalle ore 18, 3 maggio DJ set e band positiva, 4 maggio Crazy DJ e Steven Benetto, 5 maggio DJ set e animazione, serata latina, entrata libera, American Followers Food, lungomare Adriatico 76, sottomarina di Chioggia, Venezia. In questi 5 anni di lavoro a Bruxelles sono state tantissime le attività portate avanti da me, insieme ai colleghi, per tutelare l'Italia e le imprese italiane. Tra queste non possiamo dimenticare la vicenda delle concessioni balneari. Sulla base della cosiddetta direttiva Bolkestein, l'Europa sostiene che tutte le concessioni, anche quelle già in essere, dovrebbero essere messe a gara, con il rischio quindi che chi ha già investito finora si veda scippare il diritto a svolgere il proprio lavoro. Non si contano le nostre interrogazioni, i miei interventi e i comunicati stampa per scongiurare il rischio che Bruxelles distruggesse un settore chiave per il turismo italiano. La stessa Lega negli anni passati ha cercato in tutti i modi, anche a livello governativo, di trovare una via d'uscita e nonostante tutto, anche per questa stagione gli operatori del settore non avranno certezze sul destino delle proprie imprese. Il governo italiano ha mappato in questi ultimi mesi le nostre coste per dimostrare che nel nostro paese la maggior parte delle spiagge sia in realtà libero
e quindi la direttiva non debba essere applicata alle concessioni già esistenti. Ma Bruxelles, tanto per cambiare, non si accontenta, continuando a contestare l'Italia i nostri operatori. È arrivato il momento di riconsiderare da capo questa direttiva, perché deve rientrare tra le priorità della prossima Commissione e il nuovo Parlamento europeo dovrà poi verificare che ogni passo si svolga nell'interesse delle imprese e dei lavoratori italiani prima di tutto. Per questo, alle prossime elezioni europee, io voglio essere lì, al vostro fianco, insieme a voi, per scrivere insieme una norma che tuteli veramente e finalmente i nostri balneari. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Pochi asili nido pubblici nella regione del Veneto, secondo la consigliera regionale Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, si rende quindi necessario valutare di stanziare più fondi proprio a livello regionale. In tal senso ha promosso una mozione che ha ottenuto la totale approvazione in Consiglio. Insostenibile la carenza delle strutture, afferma la consigliera, che ora prevedono una media di 27 posti ogni 100 bambini per quanto riguarda la regione, 26 nella città metropolitana di Venezia, ma che gli standard europei quantificano in 33, prevedendone 45 entro il 2030. Il Veneto non ha fatto alcun passo in avanti per rendere gratuite le rette degli asili nido pubblici, nonostante un emendamento approvato da tutte le forze politiche che promuoveva in tal senso l'uso del Fondo Sociale Europeo Plus, mettendo a disposizione 1 miliardo di euro, utilizzato poi per la formazione. Serve agire con urgenza, sottolinea la Baldin, per non correre il rischio di perdere finanziamenti comunitari e per la ricaduta sociale che ha la presenza di asili nido nel territorio. Si tratta di un atto concreto contro la denatalità. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.